Buongiorno a tutti, Ciao ragazzi. siamo arrivati all'ultimo video di questa edizione del premio letterario Giorgione Prunola, un'edizione movimentata come sono state movimentate tutte le edizioni di qualsiasi manifestazione purtroppo del 2020 per ovvi motivi. Noi siamo qua per salutarvi, per ringraziarvi, per ringraziarvi per aver portato pazienza fino a settembre. Sappiamo tutti com'è andata, siamo comunque riusciti ad arrivare alla fine del nostro progetto. Abbiamo già rilasciato il video con tutte le premiazioni e adesso vi faremo vedere chi ha vinto il premio Città di Castelfranco Veneto, che viene dato per meriti letterari e che è stato consegnato dal sindaco Stefano Marcon insieme all'assessore alla cultura Franco Pivotti e al vice sindaco Gianfranco Giovine a Paolo Di Paolo. Vi lasceremo ora al momento in cui il sindaco ha consegnato il premio in sala consigliare al noto scrittore. Prima di questo, prima dell'ultimo video dell'anno, ci tenevamo particolarmente a ringraziarvi. È stato un anno difficile, ci è dispiaciuto purtroppo non aver portato a termine la mostra in Torre Civica, la serata finale in teatro, tutte le attività che avevamo studiato assieme e che rendono il premio Degno di nota. degno di nota. Questo Notevole. il nostro, quella serata finale a cui siamo particolarmente affezionati. Scusate l'emozione, ma è veramente un dispiacere pensare a quanto è successo, perché ci teniamo particolarmente, ecco. Mhm. Assolutamente. Gli sforzi profusi di solito sono notevoli, sono tanti, Alessandro lo sa benissimo, anche organizzare la serata finale tutti gli anni è un'emozione grande e una fatica grande. Quest'anno non siamo riusciti a fare la serata in presenza, abbiamo fatto un video molto semplice che comunque è stato già molto apprezzato e condiviso da tutti i vincitori, che verranno contattati nei prossimi giorni per il ritiro dei premi. Però manca appunto questo piccolo pezzettino. L'edizione di quest'anno, cioè del 2020-2021, per le difficoltà tecniche salta, e quindi anche perché il bando sarebbe dovuto uscire in questi giorni, tra ottobre e novembre al massimo, di solito è sempre uscito, avremmo dovuto contattare gli sponsor per stabilire la sponsorizzazione del bando attuale, ma chiaramente oggi come oggi siamo impegnati a contattarli per far sì che il premio vecchio, tra virgolette, venga portato a termine, cosa di cui noi li ringraziamo sicuramente perché ci permettono comunque di portare a termine questa edizione in modo degno, comunque consegnando i premi, comunque nominando i vincitori o le vincitrici, e quindi siamo comunque felici, insomma, di aver portato a termine questo progetto. Ci sarebbe piaciuto fare di più, ovviamente, come a tutti quanti quest'anno avrebbe fatto piacere fare di più, avere una vita più simile al normale, però forse ci rivedremo più avanti quando la situazione si sarà normalizzata e chissà che il futuro del premio possa tornare ai fasti di una volta. Eh sì, sono passati 5 anni da quando abbiamo cominciato e così per scherzo pochi minuti fa ci siamo messi a contare quante volte il bando di concorso è stato scaricato in questi Sì. 5 anni. Abbiamo oltrepassato i 250.000 download. Ora, 250.000 download per un premio nato pochi anni fa dal nulla sono veramente tanti. Sì. Come è veramente alta la qualità delle case editrici che ha partecipato, come è veramente alta la qualità degli inediti. Alcuni di essi sono diventati hanno venduto veramente molto bene, sono stati dei successi, hanno preso altri premi, hanno vinto ancora e ancora sul territorio italiano, quindi siamo molto contenti. Ci dispiace essere costretti a saltare un'edizione, ma vabbè, Amen. la realtà la conoscete tutti, quindi insomma. Per cui noi vi lasciamo alla premiazione di Paolo Di Paolo.
Paolo Di Paolo, che tra l'altro abbiamo avuto modo di conoscere, ovviamente è una persona splendida e che si è già proposto per una possibile collaborazione futura in giuria per un prossimo premio. Vi lasciamo la premiazione di Paolo Di Paolo, bravissimo e meritatissima, e con questo speriamo di vederci alla prossima edizione nel 2021. Ok, ciao a tutti e buona visione, ci vediamo alla prossima. Alla prossima. Buongiorno a tutti. È un momento importante per la cultura di Castelfranco Veneto, perché nell'ambito del premio Giorgione Prunola, per la prima volta abbiamo voluto istituire un premio Città di Castelfranco Veneto, un premio ad uno scrittore, a un autore affermato a livello nazionale e anche internazionale. Una giuria qualificata ha selezionato il vincitore di oggi, un scrittore importante che è stato già finalista al premio Strega, Paolo Di Paolo. Passo la parola al sindaco per il saluto, per i ringraziamenti e per la consegna della targa, a cui seguirà poi anche il premio in denaro, che è sempre importante. Bene, grazie all'assessore, grazie a voi tutti, anche se questa è una formula un po' anomala, ma rispetto alla quale ci siamo anche un po' abituati in questo periodo. E quindi cogliamo le opportunità che la tecnologia ci dà per continuare a promuovere Castelfranco Veneto, a promuovere la cultura utilizzando questa nuova strumentazione. Cosa vi devo dire? A me rende particolarmente orgoglioso aver istituito questo premio come città di Castelfranco Veneto, ma che si veicoli la cultura che poi vada a livello nazionale o internazionale attraverso il vincitore di quest'anno, passando con le realtà locali. Il premio Prunola è un premio che ha radici a Castelfranco Veneto e che via via nel tempo ha visto la crescita sua e contemporaneamente quella della città in termini di qualità e di partecipazione su un premio che sta prendendo, su una rassegna, chiamiamola come la si vuole, che sta prendendo via via sempre più piede e qualifica la nostra cittadina valorizzando, vi ripeto, le realtà locali. Questa è la cosa che rende più orgoglioso il sindaco e del quale rendo merito a Alessandro Coppo, a tutti coloro che hanno reso possibile appunto che anche quest'anno in qualche modo il premio Prunola si sia fatto. Grazie a tutti voi. Colgo l'occasione per ringraziare Alessandro Coppo e Panda Editori per aver riproposto anche quest'anno con tutte le difficoltà il premio Prunola a Castelfranco Veneto. Bene, io chiamo lo scrittore qui al tavolo per la premiazione, ovviamente per dire anche due parole. Grazie intanto a tutti voi, al sindaco, ovviamente alla giunta, all'editore Panda, a Alessandro Coppo, a tutti quelli che hanno reso possibile anche in una formula, come diceva il sindaco, un po' anomala, a cui un po' ci stiamo abituando. Certo, un premio è bello anche condividerlo con un pubblico, ma non la vieta che se l'anno prossimo magari si potrà fare, anche il vincitore dell'anno precedente potrà salutare il pubblico, potrebbe essere un'idea per condividere questo premio che ovviamente mi lusinga molto, mi onora molto, intanto perché appunto è legato a una realtà locale importante e poi perché credo in generale che un premio letterario serva, ne parlavamo anche appunto con Alessandro, con l'editore di Panda, Andrea Tralli, sia un carburante emotivo innanzitutto per un autore. Carburante emotivo intendo dire che nel momento in cui uno vive anche uno spazio di solitudine che è quello della scrittura, poi quando un libro va nel mondo, per quel piccolo grande tratto di strada che può fare, è bene che non solo incontri lettori benevoli e lettori appassionati, ma di tanto in tanto che qualcuno riconosca, diciamo così, appunto un piccolo pezzo di strada appunto fatta, e questo ha un senso proprio perché lo scrittore stesso che ha vissuto quella solitudine poi si sente appunto come ricaricato emotivamente, no? È qualcosa che ti dà anche la spinta di continuare, di andare avanti, credo che sia questo, oltre a far conoscere ovviamente a una platea più larga quello che si è fatto. Quindi io sono molto contento anche in quest'anno così particolare, intanto per concludere, che appunto non si sia saltato questo appuntamento, che nonostante tutto, anche un po' di ostinazione, di tenacia, no? Riuscire a farlo. E la cosa che magari dispiace, ma con cui dobbiamo fare i conti, è che intorno al premio Castelfranco Veneto
come ho potuto capire dagli organizzatori, c'erano tante altre attività, no? Attività che avrebbero incontrato l'attenzione del pubblico, attività musicali, attività di varia natura. Purtroppo, ecco, appunto, quest'anno è andata così, non credo che sia, diciamo, un'annata però che ha meno valore, anzi paradossalmente, proprio perché ci siamo trovati in queste circostanze, forse addirittura ha un valore aggiunto. Credo, non rispetto naturalmente al premiato, per carità, non è questo il punto, ma rispetto proprio alla volontà di tenere fermo, diciamo, il percorso, in modo che l'anno prossimo, se sarà possibile, non sarà stato un anno perso, sarà stata una continuità. Quindi vi ringrazio molto. L'ultimissima cosa che posso aggiungere c'entra invece un po' più direttamente con la scrittura. Credo che proprio guardando un paesaggio internazionale come questo, segnato da quello che sta avvenendo, la scrittura sia una forma di ancoraggio alla realtà. Tante volte si suppone che la scrittura sia evasione, sia fuga, e certo dalla prospettiva dei lettori un libro può anche spostarti fuori dalla realtà. Invece credo che uno scrittore, qualunque storia scriva, anche la più fantastica delle storie, lo sta facendo per tenersi legato alla realtà, per cercare di capirla soprattutto. Cioè scrivere è una forma di comprensione del mondo, di ascolto del mondo. E magari un mondo così sconcertato, così allibito di fronte a quello che sta succedendo, è un mondo che chiede ancora più ascolto, perché quando ci troveremo, spero presto, avendo alle spalle tutto questo, non sarà finito nella nostra testa tutto ciò, avrà lasciato dei segni. Credo che questi segni vadano interrogati, allora scrivere è anche un modo per non perdere di vista la complessità delle cose che abbiamo attraversato. Anche quando la stagione, diciamo così, sarà migliore, resteranno delle tracce. David Grossman, che è un grande scrittore israeliano, proprio l'altro giorno al Festival Letteratura di Mantova, anche quest'anno, ovviamente sono riusciti a farlo, ma in una forma un po' contingentata, ridotta. Grossman non è riuscito ad andare perché Israele ha riattivato un lockdown, e però ha detto una cosa molto importante. Ha detto: io non so se verranno fuori bei libri dalla quarantena, da quello che abbiamo vissuto, è difficile dirlo, ma sicuramente questo è un grande appuntamento, una grande occasione per ripensare complessivamente il nostro stare al mondo, per comunque interrogarlo, neanche necessariamente cambiarlo. Non so che cosa cambieremo, se saremo cambiati, forse siamo già cambiati, però diceva lui è un'occasione straordinaria per pensare a noi stessi come comunità e come singoli, e credo che in fondo la letteratura abbia questo compito. Bene, abbiamo pensato, questa è la prima edizione, vero? Prima edizione, che sarà storica per tanti motivi. Grazie. Grazie. Bene. Io invece le consegnerei un libro, una pubblicazione, La terra di Giorgione, perché Castelfranco Veneto è la terra di Giorgione. Sì, questo sì che lo rende famoso in tutto il mondo, sì, davvero.